Amici belli... scaldiamo la voce, vabbè. Not a good start. Help. My voice cracked. C'è un clima infernale in Serie A perché le polemiche arbitrali, le cose... Io sto leggendo veramente delle opinioni discutibili, ma accalorate. Cioè ognuno è veramente convinto di essere l'unico che è defraudato dagli arbitri e che gli altri sono a turno. Ognuno decide chi è il più aiutato e ho letto cose incredibili. Facciamo una somma di tutte queste cose. Dobbiamo analizzare Cagliari-Napoli e poi è successo l'impossibile negli altri campi. Cominciamo. Veramente partita non bella, ma clima ancora peggio perché non si capisce niente e c'è un pochino, è come se come se stesse venendo meno il terreno sotto i piedi a tutti. Non ci sono più certezze, quindi voi lasciate il like. È l'unica certezza che abbiamo per rimanere sul pezzo e per parlare di calcio, possibilmente. Sul calcio fluido dopo vorrò fare un recap di tutto quello che è successo, perché tra un po', adesso che guardate questo video, magari sta giocando la Roma, poi dovrà giocare l'Inter, ma noi prendiamo lo scavetto. Che ce ne frega, prendiamo lo scavetto perché ho delle immagini da farvi vedere, perché senza le immagini c'è poca roba, sperando di non laggare troppo perché poi il sistema è quello che è. Partiamo dal gol del Napoli, che è un po' casuale perché rimpalloni eccetera eccetera, però il Napoli fa uno schema, stiamo studiando soluzioni nuove. Una di queste soluzioni è con De Bruyne e Buongiorno che partono vicino Caprile senza fare quel blocco che stiamo vedendo su tutti i campi, no? Un giocatore sul portiere che non gli permette di uscire. Cominciano in zona e poi si allontanano subito entrambi per andare a prendere le posizioni. Il Napoli, come spesso fa, non batte direttamente ma la scambia corta per fare questo cross a rientrare di Politano, ma nel frattempo si sono risistemati i giocatori che partivano da una posizione diversa. Vediamo De Bruyne che si allontana, arriva Beukema che poi riceverà, farà la prima torre e nel frattempo si è posizionato qui Buongiorno che era partito accanto a Caprile in quella zona e da qui poi si sviluppa perché arriverà la torre di Beukema per Buongiorno, il quale, e qua viene un po' la casualità del calcio che alle volte devi tenere presente perché tu fai tutto bene, l'hai preparata bene, però Buongiorno arriva al tiro, la cicca, il primo tiro di Buongiorno è una lisciata clamorosa, il che è perfetto perché invece di impattare col pallone, ciccandola manda a vuoto Mina, proprio lui, un giocatore simpaticissimo, un giocatore che tutti adorano, secondo me anche i suoi compagni non lo sopportano. Adesso vi farò vedere il perché. Comunque Mina va a vuoto e finisce a terra. Buongiorno, dopo averla ceccata ha il tempo di ripreparare un altro tiro e la bellezza sta proprio qua, perché nel secondo tiro di Buongiorno Mina la prende in faccia e il rimpallone dopo il tiro faccia di Mina finisce tra le gambe di Caprile, una roba bellissima. E qua proprio casualità, l'hai preparata bene quindi te lo meriti, però la casualità è come si sviluppa la dinamica in mezzo alle gambe di Caprile, palo e la palla che poi ritorna su McTominay che ci deve stare là per sfruttare poi la palla vagante e quindi il gol del Napoli arriva subito con queste dinamiche interessanti. Vogliamo chiamarlo karma? Chiamiamolo karma. Qua mi sono arrabbiato, non ho capito il perché, cioè c'hai un Kevin De Bruyne che ti può fare questa cosa e te la può fare tranquillamente, però ci sta anche la scelta di tirare col sinistro. Purtroppo il tiro di Politano finisce in questa zona qua, non è molto angolato e Caprile para facile. Io qua non mi spiego. Ai King Kevin, che è uno specialista assoluto dei calci di punizione, tira Politano. Non ve lo so dire, resto a bocca aperta come voi. E se vi piace sta maglietta la trovate sul fluido.net, non col doppio colore. Qua ho fatto un esperimento, no, ci sono 4 colori a tinta unita, blu, nero,
cioccolato e grigio, se vi va, fatevi, lascio il link in descrizione. Secondo me è una bella maglia. Qua forse si spiega il perché, poi adesso arriveremo alle pagelle. Credo che ci sono pochi episodi, quindi possiamo fare anche le pagelle in un solo video. Potrei milcare per spalmare tutti i video, però sta partita è già parte della preistoria, quindi facciamo tutto in fretta. E questo errore di Oliveira, che in controllo di palla alla fine inciampa un pochino, prova a saltare di netto Esposito, che gli prende il pallone e poi sparerà fuori. Probabilmente questo errore è quello che lo rende quello che ha preso un voto più basso. Alla fine quasi tutti i giocatori sono tra il 5,5 e il 6, a parte lui. Qui abbiamo provato a sbobbinare il labiale di McTominay. Non è facile perché oltre a parlare in inglese ha anche il suo accento che è molto marcato. Per me è complicato perché aprono e muovono la bocca in maniera molto diversa da come sono abituato qua a New York. Comunque, se qualcuno ha capito meglio ditemelo nei commenti. Io ho capito the worst I've ever seen, cioè il peggiore che abbia mai visto, what a fucking joke, cioè uno scherzo. Sì, it's obviously for me and Kevin it's That's not Italian. troppo. No, in italiano. Questo è Kevin, una buona giocatore con me è semplice to giocare con Kevin, so per me oggi è una grande vincere con una grande squadra con Calgary in casa. È una roba che non si può accettare, si riferisce all'arbitro, si riferisce a Mina, si riferisce, perché può essere, io ho questi due dubbi, se qualcuno me li può risolvere vediamo sotto nei commenti. Nel secondo tempo Kevin va al tiro di sinistro, qua bella parata bassa di Caprile, il tiro è già in posizione Caprile, quindi non deve fare niente di che, però Kevin in quella zona di campo, oltre a dettare gioco e inventarsi passaggi, può anche andare alla conclusione, e questa è una cosa che noi ci auspicavamo già da giugno e adesso lo possiamo vedere con questo modulo. Questa è un'altra di quelle cose che hanno fatto gridare allo scandalo tutti quelli di X, di Twix e di compagnia bella. In effetti c'è un fallo di Gutierrez che si può dare anche l'ammonizione perché la trattenuta è continua ed evidente. Semplicemente l'arbitro qua non è che, cioè, l'arbitro ha lasciato correre per il vantaggio. Cioè la palestra si riesce a liberare del pallone, serve un compagno e quindi lascia correre, l'azione si sviluppa, loro perdono palla, il Napoli va in avanti. La chicca sarebbe stato ammonire Gutierrez alla fine dell'azione anche dopo un minuto, non è avvenuto. Si può dire che qua ci voleva il giallo, però vogliamo dirla tutta, noi questo fallo lo accettiamo, potevi ammonire, vabbè, ma già accanto il trattamento che ha ricevuto Højlund a turno da Dossena e Mina, che vogliamo fare? Cioè, se arriva un tifoso qualsiasi di una qualsiasi altra squadra che dice che deve fare il Napoli per essere ammonito, ma secondo voi Dossena è stato ammonito qua? Ma c'è un'occasione in cui addirittura Mariani chiama il fallo al contrario, quindi se vi venite a dire addirittura che è il Napoli che muove i fili e che è la squadra più aiutata così, dovete guardarvi le partite. Io non ho il tempo di guardarle tutte le partite con la stessa attenzione con cui guardo il Napoli, però sul Napoli sono preparato, e se dite delle cose che non hanno senso, io purtroppo vi devo chiamare in causa. Qua niente, Dossena verrà ammonito per proteste al 94esimo. Che deve fare Seba Esposito per essere ammonito? Questa è una roba normale? Contatto di gioco, fa parte, ogni tanto uno si strattona, ogni tanto una maglia vola. Se vola in area di rigore, alle volte può intervenire il VAR. Se vuole decidere che l'intensità lo stabiliscono loro, perché ancora una volta sentiamo gente che si arrabatta per giustificare delle cose ingiustificabili. Non è stato ammonito, vogliamo gridare allo scandalo? Gridiamo allo scandalo. Scandalo! Con me cascate male. Se poi andate sugli episodi singoli non ne uscite più, e con me cascate sempre male. Come è cascato male purtroppo qua Alisson, perché l'azione è bellissima. Politano scarica a De Bruyne che di prima gli ridà il pallone, gli arriva la palla da qua, glielo ridà, Politano fa il movimento giusto, arriva in questa zona, però ti fa ingolosire, ed è anche comprensibile perché Caprile in uscita un pochino le gambe le aveva allargate, Politano riesce a mirare tra le gambe, però la prende col ginocchio, insomma in caduta Caprile. Come vedete
uno scarico qui per Alisson poteva essere molto più efficace, proprio la lettura in pochi millisecondi. Se invece di tirare alzi la testa e servi Alisson, può sparare a porta vuota. Quindi qua gran peccato, perché è un'azione ben costruita del Napoli, con Kevin che fa la rifinitura. Peccato. E a proposito di cose arbitrali che poi insomma si fanno gridare allo scandalo, qua che Dossena lo strattona, prende posizione Højlund, non lo tocca nemmeno, Dossena prende il pallone, l'arbitro chiama il fallo di Højlund. E qua che tu rendi tutti più nervosi e frustrati, perché com'è possibile? Vuoi stare qua? Stai qua. Com'è possibile? Come si fa? E qua addirittura il fallo al contrario è chiamato. Quindi il Napoli aiutato dagli arbitri. Ho letto proprio un tweet che dice: dopo aver visto Cagliari-Napoli è chiarissimo che il padrone è De Laurentiis, che sta... Io rido, perché evidentemente la mia riflessione è stata che si è sconquassato il Matrix. Siamo tutti parti di una simulazione e ognuno dei nostri cervelli è tarato su una realtà parallela. Io vedo delle cose dove il Napoli è sistematicamente sfavorito dagli arbitri e ci mancano punti chiari ed evidenti, dove magari potremmo stare in questo momento, non dico a pari punti con l'Inter, ma ce la staremo giocando tranquillamente, mentre un altro mio compagno di tifo di un'altra squadra crede di essere al centro di un complotto contro di lui. E stiamo parlando di Inter, stiamo parlando di Milan, stiamo parlando di Juventus. Voglio, non è possibile. Qualcuno mente, qualcuno sta vedendo un'altra realtà, altrimenti la volete buttare in caciara. E quelli che sono i tifosi più rumorosi, perché ne sono di più e ne sono tanti, creano una narrativa ad hoc che poi quelli che sono gli addetti ai lavori cavalcano o scavalcano per fare le loro visualizzazioni. Questo è lo stato attuale del calcio italiano. Serve una rivoluzione culturale, anche perché quello che io avevo chiamato un pugno di mina, in realtà abbiamo scoperto che il famoso pizzicotto sul capezzolo, che è un altro gesto assolutamente antisportivo, poco visibile dagli arbitri, anche se rivedi i replay che non ci hanno fatto vedere, ci hanno fatto vedere mezzo di spalla, però un giocatore non se le inventa le cose. Quando Højlund alza la maglietta per far vedere a Mariani evidentemente il rossore che c'è, non ti deve uscire il sangue, hai subito una scorrettezza, ed è un modo di fare che va oltre il calcio. E per fortuna Højlund è uno di quelli che è vocal, nel senso che ne parla anche sui suoi social a partita finita, e bisogna sottolinearle queste cose. Gli arbitri, quando preparano una partita, ce l'hanno detto, loro si studiano i vari giocatori. Un arbitro che va ad arbitrare il Cagliari sa che Mina farà questo per tutta la partita, così come all'epoca si sapeva che Quadrado lo devi guardare bene perché di solito cade a terra prima di ricevere un fallo. Qui insomma la situazione è abbastanza evidente, lo devi sapere che Mina gioca così a pallone, e se non prendi provvedimenti è colpa anche tua. E la presenza di alcuni giocatori del Cagliari che cercano di rialzare Højlund, manca proprio lui, manca solo lui, perché di solito quando avviene un contatto fortuito dove tu sì, magari lo hai preso, non lo hai fatto di proposito, capita a tutti, capita una volta a me, una volta a te, ti aiuto a rialzare, c'è fair play e si va avanti. Qui il fair play c'è solo tra altri giocatori, altri 4 che si accertano di quello perché sta sofferente, non se lo è inventato, l'unico che non c'è è proprio Mina. E chiudiamo dando un cioccolatino a Spinazzola, che riesce a spazzare l'aria anticipando l'avversario. Qua proprio Mina era scappato una palla vagante che Højlund non riesce a intercettare, Mina la rimette al centro, ma per fortuna arriva Spinazzola a fare questa diagonale. Anche Spina non era entrato benissimo, però qua ci salva il risultato, perché se al 93esimo arriva il pareggio del Cagliari è la fine. Ci possiamo rispostare, voi potete lasciare i like che non avete lasciato, scusate PJ, che potete lasciare i like che non avete lasciato prima, e adesso andiamo alle pagelle. Ci spostiamo PJ, mettiti qua. 6 per Milinkovic-Savic, insomma c'è stata una parata dove poteva fare meglio, un'altra in cui leva i dubbi, quando la palla è vagante mi leva i dubbi. Apprezziamo il ritorno al clean sheet, non tanto merito suo ma merito un po' di tutto il lavoro della difesa.
e del fatto che il Cagliari non è riuscito a impensierire più di tanto, perché poi noi parliamo della nostra partita, non ci è piaciuta la prestazione, tanti errori individuali, alcuni errori per eccesso di confidenza come ci ha confermato Conte su Gilmour, altri errori un pochino di forse me l'abbiamo sbloccata subito. Possiamo gestire, non si può gestire su nessun campo, in nessuna situazione. Regge Beukema, e sottolineiamo che è suo il colpo di testa che poi porta alla ciccata di Buongiorno, che poi porta al gol di McTominay. Politano, partita giusta, a parte quel non passaggio per Alisson, il fatto che tira al posto di De Bruyne, però ci sono state delle sovrapposizioni. Alla fine una cosa che vi voglio far vedere sono le posizioni medie, perché adesso si sta parlando della posizione di McTominay, ho letto chi ha detto McTominay alla sinistra non va bene che l'hai visto alla sinistra. Adesso approfondiamo. Il premio Michu va a Olivera con un 6-, quindi nemmeno disastroso, però per quella situazione che vi ho fatto vedere 6,5. Buongiorno, protagonista di quella lisciata che poi porta gente della security. No, e qua noi stiamo parlando di un argomento molto delicato uscito fuori in questi giorni. Protagonista è Jorginho, il nostro pai, e la figlia, che penso sia stepdaughter, perché poi dovrebbe essere la figlia di Jude Law, coinvolta. Chaperron, un macello. Magari ne parliamo sull'altro video, perché è molto delicato. No, sull'altro canale. Si prende il premio Oriali McTominay con un 7 sonante, perché torna, e dove lo metti alla fine segna lui quando è in zona gol, è implacabile. 6,5 per Kevin, corre tantissimo per 90 minuti, sembra non essere mai stato infortunato, sembra non essere un 34enne, evviva il re, e lo guarderemo anche nelle nazionali, perché dobbiamo stare attenti che non si faccia niente. Gutierrez aveva uno dei compiti più difficili e lo assolve abbastanza bene, con le buone o con le cattive, contro uno dei giocatori più talentuosi che ha la Serie A, che è Palestra. Molto bene Guti. 6- Gilmour per tutte quelle cose che ci siamo detti, così come 6- Lobotka, protagonista poi di quelle polemiche che io non faccio nemmeno vedere, perché non c'è proprio niente di cui parlare. Anzi, se vogliamo è Foloruncio. D'Italia. Sembra quasi che sai, poco. Allora, che dopo che Lobotka prende il pallone e sta in volo con la gamba piegata, gli va addosso in estremo ritardo, e se gli andasse addosso in maniera diversa gli puoi anche far girare linguine la cosa così, quindi non esiste proprio. Per me non c'era neanche il fallo, let alone il giallo che doveva diventare rosso solo nelle fantasie di alcuni tifosi che stanno soffrendo in maniera seria. 6,5 per Højlund, anche quando non segna si porta a casa la prestazione comunque di lotta e di fare reparto da solo, che non è facile, insomma lui ha bisogno del gol anche per essere ripagato di tutti i sacrifici che sta facendo. Grazie Rasmus, e grazie anche per parlare sui social, perché è importante, dai più voce a noi. 6+ per Santos, questo più io non lo condivido, perché stavolta non è entrato in maniera devastante come era capitato nelle ultime partite. Non sappiamo se poi anche lui non era al meglio della condizione. Io preferisco, se devo scegliere oggi la migliore formazione del Napoli, io mi giocherei uno a caso tra Lobotka e Gilmour, tra quello che sta meglio. Scelgo McTominay oggi rispetto ad Anguissa, quindi scelgo Lobotka, McTominay, e scelgo Santos o Elmas come sottopunta a sinistra. Metto De Bruyne in zona Vergara e vai con Dio. Anguissa entra, non fa danni e serve piano recuperiamo piano, non ti fare male. E abbasso di molto il voto a PJ, visto quello che vi ho fatto vedere, insomma così non incide sulla gara, quindi va bene il 5, però 6 a Conte, 4 vittorie consecutive, non è poco. Mi sono piaciute le parole in conferenza, perché Conte non si nasconde e sa che probabilmente deve, se può, deve dare una spinta ai giocatori che magari si possono ammosciare senza un obiettivo, perché ti senti magari sicuro del quarto posto ma sai di non poter arrivare al primo. Conte alza l'asticella e dice: un po' di pressione l'abbiamo messa, andiamo a vedere che succede. Così mi piace.
6 per Juan Jesus che entra a dare una mano e ci ritornerà utile probabilmente anche per la partita col Milan, che adesso diventa uno spareggione, e 6 per Spinazzola, non è entrato benissimo ma quella diagonale fa tutta la partita. Mi risposto per potervi far lasciare un altro like, oppure vi iscrivete al canale, ecco, magari qualcuno guarda senza essere iscritto perché l'algoritmo vi porta i miei video a prescindere. Iscrivetevi adesso per sfizio. E per completezza ricordate che i voti statistici di SofaScore non rappresentano quasi, no, spesso a volte sì, ma non possono essere l'unico parametro per giudicare la partita, perché Højlund finisce con un'insufficienza e Yerry Mina finisce con un 7,4 perché alla fine si era reso pericoloso e Højlund no, quindi non lo accettiamo. Ma ci interessa più che altro per farvi vedere queste posizioni medie che sono molto diverse dal solito. E nel momento in cui c'è McTominay De Bruyne sotto punta, non abbiamo più l'ampiezza sulla sinistra occupata da Alisson Santos, ma abbiamo un Gutiérrez che si fa tutta la fascia e risulta più avanzato Politano, con un Beukema che sta facendo sempre di più il braccetto, che è anche terzino, insomma quello che era il lavoro di Di Lorenzo. Ricordiamo che non abbiamo Di Lorenzo, tra l'altro. Buongiorno Olivera. Ovviamente la mappa di calore di McTominay è anche influenzata dal fatto che poi diventa mediano nel secondo tempo, quindi diventa tutto campista a tutti gli effetti, mentre vedete che è più localizzato il lavoro di De Bruyne. Il migliore del Napoli a livello statistico, diamogliela sta soddisfazione però a Beukema. La mappa dei passaggi è bella, che ti fa vedere che ne ha sbagliato solo 3 su 74, non è poco. Attento in fase difensiva, vince 6 duelli aerei su 7. Il Milan l'ha sfangata, Simeone ha provato in tutti i modi, fa il gol, si prende il rigore, poi alla fine l'hanno sfangata e vabbè. Cioè, nel primo tempo, vabbè, ne voglio parlare nell'altro canale. Iscrivetevi al Calcio Fluido, perché adesso che ci sarebbe da parlare anche di Juventus Sassuolo, mentre il Como dilaga, il Bologna giustamente, dopo aver passato il turno in Coppa, cade in casa con la Lazio, che è un po' prevedibile. E adesso mi vado a vedere questa roba qua, perché Roma-Lecce, adesso la Roma è chiamata a vincere per approfittare del passo falso della Juventus. Lasciate il like, vi voglio bene, vi abbraccio, state tuned con tutte le cose, perché tra un po' io dovrò partire così, sembra, perché lo sapete che il piccione è proprio l'animale di New York, è l'animale rappresentativo. Ci avrò delle cose da fare anche interessanti che vorrò magari condividere con chi avrà voglia di seguirle. Nel frattempo forza Napoli sempre, rimaniamo sul pezzo, soffriremo un po' con le nazionali, però troveremo argomenti di cui parlare, non vi preoccupate. Da New York Valerio Fluido è tutto, un abbraccio e un bacio.